Gli appassionati e proprietari delle mitiche Lancia si sono radunati il 29 e 30 giugno tra Valdobbiadene e Follina per il Lancia Rewind 2024. L'evento, patrocinato dal comune di Valdobbiadene, dalla regione Veneto e dal Lancia Club Italia, è riuscito ad unire arte, cultura e automobilismo. Lancia ce l'abbiamo nel cuore da un po' di anni, Valdobbiadene è una cornice stupenda che merita. Già ci ha accompagnato per altri eventi che abbiamo fatto e quest'anno siamo ritornati nella piazza principale della cittadina patrimonio UNESCO, quindi siamo molto contenti. Ci sono un bel po' di Lancia molto molto belle e la giornata sembra molto bella anche questa. Ha fatto un sacco di pioggia nei giorni scorsi, quindi questa volta oggi e domani ce la facciamo ad avere il sole. Farà caldo ma va bene così. In un Sanremo del 73 abbiamo fatto quinti assoluti. È stata l'unica gara che ho fatto allora con la Lancia, poi dopo recentemente ho corso con la 037 con la Strato. Macchine formidabili. E poi dove c'è la Lancia, ma anche dove c'è Francesca col suo raduno, perché fa questo Lancia Rewind che è sempre bellissimo, interessante, che unisce gastronomia, meccanica se vogliamo, cultura, e quindi è molto molto bello questo raduno Lancia Rewind, unico in Italia, ed è già tanti anni che lo fa, è già una clientela, chiamiamola così, fissa, dalla quale mi onoro di far parte e con i quali, con i loro possessori, sono diventato amico. Rudy Del Pozzo è legato a doppio filo al Lancia Rewind, anche se lui non ha un passato da pilota ufficiale Lancia. Ha fatto una gara sulla Lancia Fulvia e ha fatto sia da navigatore che da pilota, perché è stato male il suo pilota, quindi ha fatto un po' tutto lui, e quindi si è guadagnato il posto al Lancia Rewind. Poi ci sarà ovviamente Tony Fassina, che è padrone di casa qui, c'è l'ingegner Roberti che ha messo le sue esperienze sulla Delta e sulla 037, poi dopo anche su altre vetture da rally di altre marche, e avremo anche Aldo Pasetti che ha corso con la 037. Insomma dai, un po' di personaggi si avvicinano e ci sono, magari farà un salto anche Lucky Battistoli, Michi Biasion, vediamo, dai, speriamo. Io sono venuto da Milano stamattina alle 9, ho fatto tutta l'autostrada per Sodduomo, ma sono contentissimo di essere qui, come al solito, perché non so quanti anni è che vengo da Francesca, però penso sia 6-7 anni, non so. Sì. Ed è sempre bellissimo, è che purtroppo diventiamo vecchi. Vecchi, però i ricordi ci sono sempre, soprattutto con i tempi dei rally della Lancia. Beh, non mi ricordo cosa ho mangiato oggi, che però non ho neanche mangiato, ma mi ricordo benissimo tutti gli episodi, tutte le gare che ho fatto, tutte le cose da 50 anni a questa parte. Oggi visitiamo la cantina Mionetto, che è un po' il simbolo, è molto conosciuta, ma faremo scoprire dei dettagli che magari uno non conosce bene di questo prodotto. Domani invece andremo più verso l'arte e la cultura, visiteremo il Molinetto della Croda e poi in funzione, e poi andremo a visitare l'abbazia di Follina, quindi anche lì poi ci sarà una sorpresa canora. Avremo modo di visitare appunto questa struttura molto antica e alla fine delizieremo anche i palati con il buon spiedo della nostra tradizione.
approfitto per presentare ai ragazzi della Lancia la nuova Y, che è veramente non è più una Y, è completamente diversa, però molto molto carina, e ibrida completamente, full hybrid, in modo che il consumo siamo a 20 con 1 litro, proprio una bella macchina, invito qualcuno a provarla. In realtà il papà della 37 è ingegnere Limone, no? Del progetto. Io l'ho affiancato tantissimo per la parte telaio e sospensioni, perché io appunto, non sono motorista e in realtà non è neanche Limone, e quindi io l'ho affiancato moltissimo nella progettazione, nei primi testing all'evento, i primi test alla Mandria e non in corsa, perché in corsa io seguivo l'attività in pista sempre Lancia, quindi io l'ho seguita nella fase iniziale, come ho fatto per la GTS4, uguale, la stessa cosa. Noi lottavamo contro la Fiat, contro il gruppo Lancia Fiat, che era il assoluto dell'Italia, quindi per noi era dura, ancora più dura. E allora sfogavamo la nostra, come dire, repressione che avevamo in gara per il fatto di dover fare il risultato, lo sfogavamo fuori gara, prima e dopo, contro chiunque, colleghi, anche persone che non c'entravano niente. C'erano coppie di fidanzati di quelli non legittimi, e abbiamo trovato suo figlio che andava in Corso Smeralda, abbiamo individuato che era in albergo con noi a Porto Cervo, abbiamo fatto di tutto, fino buttato l'acqua contro la porta con la budella, la gomma dell'acqua da innaffiare, e non gli abbiamo fatto fare niente tutta la notte, erano terrorizzati. Però abbiamo avuto una lettera di diffida del direttore che ci ha detto che non avevamo nessun diritto di prendercela con i clienti abituali e ci avrebbe mandato fuori. Però, vabbè. Le Alpi Orientali nel 71 con Amilcare Balestrieri con la Fulvia. Non mi ricordo la prova, però mi ricordo benissimo il rettilineo in discesa con un gran tornantone a destra e naturalmente la sensazione di non farcela perché è arrivato talmente lungo, ha intraversato la macchina con muso a sinistra e naturalmente fianco destro all'interno del tornante, con toccata proprio all'interno del tornante che ha fatto rimbalzare la macchina con un violentissimo controsterzo, e abbiamo fatto proprio il tornante come con un compasso. Alla fine Amilcare mi guarda e con un ghigno feroce mi dice: Belin, che artista. È stata una cosa veramente che me lo ricordo ancora come se fosse adesso. Purtroppo non ti ho portato la mia Stratos, ma non era possibile. Però questa è una bella macchina nuova, non storica. E a proposito, Stratos ancora vincente? La macchina è vincente, sì. Il pilota un po' meno, ma continua a vincere. Ce la fa. Ho fatto San Martino, bello, sono stato molto molto contento. Volevo dire che ci sarà una grande festa con Fassina, Tony, Rudy, noi abbiamo vinto l'Europeo nell'82, quindi ad Adria il 9 agosto in piazza faranno un festone per noi dove porterò la nostra Ascona 400 con la quale abbiamo vinto l'Europeo nell'82 e anche la Stratos con la quale Tony ha vinto il Sanremo nel 79. Chi è vicino ad Adria e vuole venire ci fa piacere, grazie. Noi come Lancia non avevamo ancora l'esperienza delle 4x4, era una tecnologia che si era già dimostrata vincente con l'Audi, non c'era il tempo per l'anno 82 in cui è cimentato questo nuovo regolamento di pensare e costruire la macchina così, quindi 4x4, quindi si è puntato tutto su un concetto di macchina tradizionale, ma giocando molto sulla leggerezza, che deve essere una delle caratteristiche, e in effetti è stata vincente, specialmente su asfalto, ma non solo, perché la 37 ha vinto anche, per dire, in Grecia, che è una cosa che nessuno si aspettava. La Grecia è una pietraia, quindi in cui conta molto la resistenza, oppure anche, non so, in Nuova Zelanda, quindi
si è dimostrata una vettura vincente ed è l'ultima due ruote motrici che ha vinto un mondiale nel 83. Ma come vedi sono in pantaloni corti, voglio salire a Pianezza a piedi, così faccio un po' di movimento e stasera siamo tutti a cena con gli amici della Lancia, che è un piacere una volta all'anno trovarsi con queste macchine meravigliose dei tempi. Io la mia Stato c'ha già 50 anni, 50 anni di macchina e continua a vincere.